Buonasera, oggi una trasmissione speciale di TVA dedicata ad Agrigento, capitale della cultura 2025. Ne parliamo con i nostri ospiti studio, ve li presento. Alla mia sinistra il sindaco della città Francesco Miccichè. Buonasera. Buonasera. Il direttore dell'Eco Università, nonché comitato promotore di Agrigento, capitale della cultura, Nene Mangiacavallo. Buonasera. L'assessore alla cultura Costantino Giulla. Buonasera. E per finire Margherita Orlando dell'associazione che ha curato il dossier Associazione Nemo, che ci darà qualche notizia in più. Grazie per aver accettato il nostro invito. Mi sembrava giusto in questo momento in cui la città vive questo traguardo, questo primo traguardo, che ci siamo, Agrigento insomma si è classificata tra le prime 10, per cui il 20 marzo ci sarà l'audizione al Ministero, per cui diciamo un traguardo importante che premia anche il lavoro di queste persone che sono qui ospiti a TVA, ma di tante altre persone, collaboratori, associazioni, comuni che hanno deciso di sposare il progetto, ma diciamo ne parliamo meglio con il sindaco. Sindaco, un primo giro lo facciamo a tutti, sì. Una considerazione su questo traguardo che ha visto premiare anche il suo impegno, ma l'impegno anche di tante persone. Prego. Buonasera a tutti. Sì, noi circa un anno e mezzo fa ci siamo riuniti con il mio assessore, con il presidente dell'Eco qui accanto a me, l'onorevole Nene Mangiacavallo, anche con i progettisti. In questo caso c'è la dottoressa Orlando che ci è stata sempre a fianco sin dall'inizio, e quindi abbiamo proprio sposato questa causa, quella di cavalcare di nuovo questo progetto e candidare Agrigento a capitale italiana della cultura. Un progetto ambizioso, importantissimo per la nostra città, capite bene cosa vuol dire il raggiungimento di questo obiettivo. Agrigento peraltro, come dico io, ha 2600 anni di storia, ha tutte le carte in regola, ha un bagaglio culturale, architettonico, archeologico e turistico non indifferente. Peraltro voglio anche anticipare, qui abbiamo istituito mesi fa anche la Costa del Mito che è la costa che sono 150 km di costa che vanno da Selinunte a Gela, quindi abbiamo inglobato anche altre due province, quella di Trapani e quella di Caltanissetta, perché più grandi si è, più uniti si è, più forti si è. Abbiamo inglobato anche nel nostro progetto la provincia di Agrigento, quindi dalla costa ai centri storici, ai borghi siciliani, quindi abbiamo cercato di sposare un po' tutte le caratteristiche culturali della nostra provincia e quindi spero che questo ci possa premiare. Nene, prego. Io devo esprimere soddisfazione per questo risultato che desidererei sottolineare per l'ennesima volta non rappresenta il traguardo di questo cammino faticoso che abbiamo percorso fino ad oggi. È una tappa importante, ma è pur sempre una tappa. Ci aspetta un altro importante impegno, ne abbiamo ripetutamente parlato anche in termini organizzativi, con il sindaco, con l'assessore, con i progettisti. Ci aspetta un impegno particolarmente rilevante che è quello dell'audizione, perché la seconda fase, che poi sarà quella determinante, sarà il 20 di marzo, cioè con un'audizione che si svolgerà presso il Ministero della Cultura. Avremo un'ora di tempo a disposizione, mezz'ora per presentare quello che noi vorremmo ad integrazione del ricco dossier che già era stato presentato, e un'altra mezz'ora a disposizione dei giurati che rivolgeranno delle domande per capire meglio qual è il significato, qual è la prospettiva, quali sono gli aspetti peculiari di questo progetto. E a proposito degli aspetti peculiari, io desidererei sottolineare alcuni punti di forza che a mio avviso hanno giocato un ruolo importante nel permettere ad Agrigento di entrare a testa alta fra le finaliste. Il punto più importante è che non è Agrigento soltanto che si candida, nonostante le sue meravigliose ricchezze, nonostante i suoi 2600 anni di storia, nonostante tutti i punti qualificanti di una civiltà agrigentina che è patrimonio del mondo e non solo il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, abbiamo ritenuto di coinvolgere tutto il territorio della provincia e quindi mettere a frutto tutte quelle potenzialità, tutte quelle bellezze, tutte quelle peculiarità di un territorio vastissimo che si candida con Agrigento autorevolmente a
conquistare questo titolo, che sarebbe un riconoscimento meritato non solo per la storia, per Agrigento e la provincia, assegnando pure un ruolo estremamente importante a quella che è la vera porta del Mediterraneo e che fa parte della provincia di Agrigento, Lampedusa. Al di là di questo coinvolgimento di tutto il territorio, abbiamo ritenuto, fin dalla prima riunione, il sindaco lo ricorderà, abbiamo ritenuto di dover coinvolgere tutte le istituzioni agrigentine, per evitare che questo progetto, questa candidatura potesse apparire come elitaria, come autoreferenziale, per cui abbiamo ottenuto pure il risultato di fare sedere attorno ad un tavolo tutte le istituzioni agrigentine che hanno risposto con grande entusiasmo e sotto certi aspetti anche con passione, e li ringrazio per questo sostegno che hanno dato, per cui è stato un lavoro di squadra, possiamo dire, che ha dato i suoi frutti. Abbiamo incontrato associazioni, enti, fondazioni, privati cittadini, imprenditori, forze sociali. È stato un lavoro pesante, faticoso, ma devo dire soddisfacente, vero sindaco, vero assessore? Abbiamo avuto il piacere di conoscere un nuovo spaccato della provincia di Agrigento. Ci siamo rimessi in cammino e abbiamo girato per la provincia, ripercorso sentieri, strade e percorsi di tutta la provincia che ci hanno ulteriormente ricordato, ammesso che ce ne fosse bisogno, che è una terra meravigliosa, che è una terra che autorevolmente, ripeto, si può candidare ad ottenere questo riconoscimento. L'abbiamo messo a disposizione dell'Associazione Meno, dei progettisti, in maniera particolare il dottor Almelgoni, la qui presente dottoressa Orlando. Abbiamo messo a disposizione più di 150 proposte che sono state raccolte con dedizione e impegno, approfittando anche della disponibilità dei nostri interlocutori. Di questi 150 progetti, uno più interessante dell'altro, ne sono stati estratti soltanto 44 che fanno parte integrante di questo dossier, non perché gli altri non fossero meritevoli, perché sono tutti estremamente importanti e saranno recuperati sicuramente nella fase successiva, ma perché per motivazioni di spazio, perché c'era un format assegnato, stabilito, certo, da seguire, hanno trovato albergo questi 44 progetti che rientrano in quelli che sono gli elementi fondamentali di questa proposta, che poi si racchiude in questo messaggio il sé, l'altro e la natura, a volere significare proprio il valore di questo messaggio culturale che tiene conto di alcuni elementi come l'accoglienza, la fratellanza, il rispetto, tenendo conto non solo dei 2600 anni di storia, aspetto fondamentale nella progettazione del dossier, ma anche quella Agrigento che vogliamo. Abbiamo accolto con piacere i suggerimenti e le critiche che sono state formulate in assoluta buona fede in questo periodo, proprio perché Capitale Italiana della Cultura, speriamo che lo diventi Agrigento, deve proiettarsi in una dimensione europea, non solo nazionale, e mettere a frutto tutto quello che nel corso degli anni è stato costruito sul fronte della storia, sul fronte delle tradizioni, sul fronte oggi possiamo dire della tecnologia. E siamo particolarmente fiduciosi, siamo particolarmente speranzosi, sotto certi aspetti ottimisti, che il lavoro di una squadra eccezionale e straordinaria possa essere premiato proprio il 5 di aprile, quando sarà proclamata la città vincitrice, che sarebbe un successo, lo ripeto, non solo per Agrigento, ma per un vastissimo territorio. Assessore. Sì, noi siamo contenti e entusiasti, soprattutto perché Agrigento chiaramente è stata una gioia, sicuramente, l'abbiamo dimostrato anche convocando un'immediata conferenza stampa proprio per rendere dotti tutti del risultato che Agrigento ha ottenuto. Non è una vittoria, ma è sicuramente un'importante staffetta quella di rientrare fra le prime 10 finaliste. È un'occasione unica. Non unica, perché già alla precedente edizione, alla precedente candidatura ci eravamo avvicinati lì d'un soffio, eravamo lì, io ero un cittadino e tifavo per Agrigento, Capitale Italiana della Cultura, e oggi abbiamo l'opportunità e l'occasione di ottenere questo riconoscimento importante dal Ministero, che sicuramente potrà dare tantissimo alla città di Agrigento. La città di Agrigento, che per non essere ripetitivo ha tantissimo, offre tantissimo, e non solo
da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista turistico, da un punto di vista proprio di economia. L'economia, la cultura muove economia, la cultura è un motore pulsante della nostra economia che oggi cambia sempre più, cioè si parla sempre, noi mentre stiamo parlando già siamo già un passo indietro sicuramente rispetto a quella che è l'evoluzione del mondo, l'evoluzione che può essere da un punto di vista informativo ma anche digitale, quindi anche tutti gli aspetti che ci saranno all'interno di questo progetto dovranno essere al passo con i tempi. Mi viene da pensare al passo dei tempi, perché proprio revocare 2600 anni di Acragas, di Agrigento, di storia, ci sono tantissimi progetti contenuti all'interno di questo dossier, come anticipavo poc'anzi Nenè, giustamente è stata fatta una cernita, quello che c'è veramente da fare è tanto, si parla di 150 progetti che abbiamo messo a disposizione dei progettisti, però all'interno del dossier non vengono citati tantissimi eventi. Mi viene da pensare per esempio alla rassegna che questa amministrazione ha messo in campo dal primo momento, Destinazione Agrigento, no? Noi abbiamo individuato come target questo nome per rappresentare tutte le nostre manifestazioni, tutte le nostre proposte e offerte culturali con il brand Destinazione Agrigento. Perché? Perché crediamo che Agrigento possa finalmente diventare una destinazione turistica come merita, non ce lo dobbiamo più dire, ma dobbiamo solo agire affinché questo accada. Per fare questo è una cosa importante e necessaria, è quello che sta accadendo in questo tavolo, i cui presenti sono una minima, una piccolissima parte chiaramente dello staff e del team che c'è al lavoro per raggiungere più che altro perché Agrigento è già capitale della cultura di sé per sé, per ottenere il riconoscimento da parte del Ministero, da parte del Ministro, che speriamo questa volta, come dicevo, sia la volta buona, però dobbiamo avere tutti, e l'abbiamo ribadito più volte, la consapevolezza che Agrigento è una città che può dare tanto e può dare tanto a tutti. Quando dico dare tanto non significa solo in termini prettamente economici, cioè dell'offerta culturale, però anche in termini di futuro per i nostri ragazzi, i nostri giovani, che anch'io sono papà, chiaramente i miei figli ancora sono piccoli, però il mio pensiero è normale che va a questi giovani, questi ragazzi che oggi emigrano, vanno via dalla nostra terra e vanno ad arricchire altre città, altre aziende che sono sia in Italia ma anche all'estero, perché diciamocela tutta, l'Italia non naviga in buonissime acque anche a livello nazionale, quindi non solo in Sicilia. Quindi questi ragazzi, come ho fatto io, che ho deciso di restare qui nel 2018, certo chiaramente ho avuto la possibilità di proseguire in una libera professione che svolgeva il mio papà, però anch'io oggi mi ritrovo un fratello per esempio fuori Agrigento per motivi di lavoro, quindi l'auspicio è quello di creare delle possibilità di occupazione per tutti i ragazzi, e con la cultura, con il turismo, con le possibilità che dà questo magnifico territorio che è Agrigento, che è la Costa del Mito, che non è solo Agrigento ma che abbraccia anche Caltanissetta, abbraccia anche Gela, sicuramente ci sono tutte le condizioni per far sì che questo riconoscimento venga appunto dato dal Ministero alla nostra città, e poi speriamo di essere all'altezza di fare tutto quello che c'è anche in ambito progettuale, però mi pare che lo abbiamo dimostrato, l'abbiamo fatto con anche la possibilità di svolgere degli eventi. Ne cito uno fra tanti, quello per esempio di fine anno, dove abbiamo vinto una scommessa. La scommessa era quella di realizzare un grande evento con un grandissimo flusso di persone, e devo ringraziare lì sicuramente non solo l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità, che abbiamo fatto la scelta di investire anche in quell'evento, ma devo ringraziare anche la Questura, la Prefettura, le Forze dell'Ordine, la Croce Rossa, il 118, tutti quegli attori che hanno contribuito a far sì che si sia potuto svolgere un evento in totale sicurezza, in totale serenità, senza fare danno alla città. Quindi Agrigento è in grado di fare anche eventi di un certo tipo, che sono eventi che sono riportati in quel dossier, che se ci vedrà capitale della cultura nel 2025 dovremmo affrontare. Bene, ora parliamo con il tecnico che ha collaborato fattivamente alla stesura del progetto. Ecco, Margherita, qual è la tipicità di questo progetto? Ecco, lei diceva in conferenza stampa corrisponde a dei parametri particolari richiesti dal bando, che è un bando molto selettivo, insomma, abbastanza. Ecco, qualche notizia in più, gentilmente, grazie.
Il dossier di candidatura è ovviamente, come risponde ad un bando che ogni anno il Ministero lancia. Dal 2014 istituisce il premio nazionale, quindi di capitale italiana della cultura, così come esiste una capitale europea. Quindi abbiamo dovuto tenere conto delle linee guida e immaginare la nostra proposta progettuale in modo tale da poter raggiungere il migliore risultato possibile, che è quello che ci auspichiamo sarà la vittoria. È un progetto forte, un progetto che siamo felici di questo risultato sicuramente, e dobbiamo ricordare che Agrigento è l'unica città siciliana a concorrere per il titolo, certo, ed è l'unica insieme a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, del Sud Italia, quindi questa è una doppia riconoscimento per la città di Agrigento. Il dossier è un progetto, mira anche ad un progetto ambizioso, partendo dal titolo, il sé, l'altro e la natura, relazioni e trasformazioni culturali. Perché abbiamo scelto questo tema? Perché la situazione attuale, post-pandemica, pone alla società contemporanea delle riflessioni che devono oggi guardare ad altro. Abbiamo imparato durante il tempo della pandemia che le relazioni con l'altro non finiscono, il confine non è più il confine geografico, ma spesso è il confine relazionale. Quando eravamo tutti chiusi a casa, io ho scritto tanti progetti in quel periodo, la frontiera era il nostro balcone. E il rapporto con la natura è cambiato. Tutto questo oggi ci pone nuovi interrogativi. Abbiamo riunito artisti da tutto il mondo, il progetto è un progetto con una visione fortemente internazionale, è nazionale, perché Agrigento e il territorio di Agrigento insieme a Lampedusa si offrono come laboratorio aperto per lo scambio e per poter dare nuove visioni di futuro che attraverso l'arte, che spesso l'arte anticipa e può dare delle suggestioni alla politica dove magari ancora non costruite. Quindi vogliamo offrire il nostro territorio come laboratorio aperto per nuove visioni e nuove progettualità, e questi artisti che hanno deciso di partecipare, che hanno aderito al nostro progetto, hanno scelto di lavorare ad Agrigento e vogliono venire a conoscere questo territorio. Questo permetterà anche alla città di poter entrare in connessione e di poter farsi conoscere anche in questi ambiti, nel settore artistico. Molto spesso noi siamo lontani da tutto, Agrigento periferia, porta del Mediterraneo, lontani dai centri di produzione artistica e culturale. Questo non è vero, perché Agrigento è la storia, Empedocle, Pirandello, Camilleri, Sciascia, per citarne soltanto alcuni, insegna che al di là della bellezza monumentale che Agrigento può offrire, offre oggi anche un pensiero filosofico, un pensiero dal quale partire. Non a caso le 4 aree tematiche che abbiamo individuato, che sono i 4 elementi empedoclei, l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, sono gli elementi che sono diventati il fil rouge attraverso i quali poi snodare i vari progetti. E i vari progetti che sono stati selezionati tenendo conto anche degli obiettivi che l'Agenda 2030 propone, quindi è stato scritto in maniera tecnica ovviamente per arrivare a raggiungere i risultati. Certo che questa cosa che l'arte deve suggestionare la politica è una cosa che mi ha colpito, non è una cosa semplice. Agli artisti è permesso tutto, sono permesse le visioni, quindi poi la politica fa le sue scelte, non sono... Noi auspichiamo che siano positive in questo caso. Sono visioni, sono suggestioni, poi sarà la politica ovviamente a scegliere, è un laboratorio aperto, quindi gli artisti hanno la possibilità di essere creativi e di essere geniali, e quindi lasciamoli creare, ognuno nel proprio ambito. Bene, ora vorrei dare un attimo un po' di armonia a questa trasmissione, e c'è uno spot che voi avete preparato, Nenè, è uno spot particolare di cui vorrei che la regia lo mandasse in onda anche per dare contributo anche alla discussione. Prego Piero. Se penso al punto in cui la vita mia s'aprì piccola al mondo immenso e vano, da qui presi la via. Peppi Gu!
Corre, corre Peppe, corre! Respiro, osservo, sussulto. Penso, ricordo, rivivo. Luoghi che parlano, vivono, raccontano. Luoghi che c'erano in ogni tramonto, sfumature di un'anima antica. Luce, colori, profumi, spazio. La più bella città dei mortali. Mi sono sempre chiesto perché mi sentissi fortemente legato a questi luoghi, come se in ogni respiro soffiasse il vento di antiche culture, in ogni voce echeggiassero versi di poesie note, in ogni lacrima si gustasse il sapore salmastro di un mare africano, culla e tormento per popoli d'ogni tempo. Abbiamo fatto tanta strada e qualche volta siamo pure caduti. Ora alzati, Peppe. Corre! Corre, Peppe! Corre, Peppe! Corre! Corre, Peppe! Corre! Bene, vorrei fare complimenti a chi ha ideato questo spot. Credo che sia giusto. Prima di ogni cosa c'è da sottolineare che ha avuto più di 150.000 visualizzazioni e non è cosa da poco. Vorrei sottolineare che è il biglietto di presentazione del progetto e di questa candidatura che racchiude poi quelli che sono gli elementi fondamentali della candidatura e del progetto. In primo luogo si tratta della valorizzazione, qualora ce ne fosse bisogno, di artisti agrigentini di altissimo rango. La regia e il montaggio e la ricerca delle scene è di Andrea Vanadia. Il testo, meraviglioso, è stato scritto da sua moglie, poi la musica originale è di Francesco Buzzurro, anche lui agrigentino, e l'interpretazione, la voce narrante e anche la presenza nello spot è quella di un figlio illustre sul fronte dell'impegno artistico e dello spettacolo e del teatro, che è il noto Gaetano Aronica. Quindi un messaggio che parte da agrigentini e che travalica i confini nazionali e si proietta verso il mondo. C'è tutto. C'è poesia, c'è arte, c'è storia, ci sono queste immagini incantevoli di un territorio che è perfettamente ben conservato, ci sono le vestigia di varie civiltà che rappresentano una delle più grandi ricchezze di Agrigento, che non lo dobbiamo dimenticare, ha regalato al mondo un patrimonio meraviglioso che è quello della Valle dei Templi, che è patrimonio dell'umanità, con il riconoscimento dell'UNESCO. Fra l'altro, e non mi soffermo su altri particolari perché poi la farei lunga, c'è proprio questo messaggio di un impegno che parte da molto lontano. Questo bambino che viene... Peppino, ecco, anche questo sì, nome scelto, Curri Peppino, come mai questa... che viene da un passato importante, da una storia gloriosa, ma che si proietta nel futuro. Curri Peppino, hai tanto da dire nel mondo, così come tantissimo ancora da dire a Agrigento, in una prospettiva moderna, tecnologicamente avanzata, culturalmente impegnata, con una imprenditoria intelligente e illuminata, che si proietta verso un mondo nuovo che deve sempre più valorizzare quelle che sono le vere ricchezze da mettere, come dire, al centro dell'attenzione mondiale.
Agrigento rappresenta ancora e principalmente oggi tutto anche questo. Gaetano, i complimenti anche a Gaetano. Che... Sì, l'ho detto, sono Sì, quattro veramente... meravigliosi artisti, non oso definirli diversamente di Agrigento. Sì. Andrea Vanadia, sua moglie di cui ora non ricordo il nome, Francesco Buzzurro, che ha calcato le scene di tutto il mondo, e Gaetana Ronica, che non è da meno. Sindaco, lei ha dichiarato non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Sicuramente sì, non è un punto d'arrivo essere tra le 10 finaliste, lo speravamo, però questo ora ci deve spronare a lavorare ancora di più, a lavorare ancora più forte, a essere tutti uniti, perché proprio deve essere il punto di partenza affinché si debba raggiungere questo obiettivo finale. E a tal proposito vorrei esortare proprio tutta la mia cittadinanza e anche tutta la provincia a essere uniti, a lottare tutti insieme per questo comune obiettivo, perché capite bene, se Agrigento dovesse vincere, le sorti culturali, economiche, turistiche della città cambierebbero sicuramente. Margherita, ecco, arrivare tra le prime 10 è stato un traguardo. Vorrei che tu ricordassi quanti erano i progetti che hanno partecipato alla selezione. I 150 progetti e poi i 44 progetti che abbiamo scelto. Quante città candidate? Quante le città che le città diciamo candidate, al nasso di partenza? Il nasso di partenza erano 16 città candidate, e quindi sono rimaste fuori anche città importanti come Reggio Calabria ed altre, quindi Otranto, quindi non era un risultato scontato che Agrigento arrivasse fra le prime 10, ovviamente lo auspicavamo, però anche questo ci riempie di orgoglio e ci spinge a ripartire ancora più forti e a credere ancora di più in questa candidatura. Oggi sfogliavo il dossier prima di venire qui, rileggevo insomma vari pezzi, e poi quando uno scrive una cosa a distanza di tempo succede, no? Che dici magari questa cosa l'avrei potuta fare in questo modo, in realtà rivedendolo, e dico è vero, mancano tante cose perché diciamo destinazione Agrigento, altro, sono realtà strutturate della città e queste saranno ovviamente inserite nel dossier, quello non è il punto di partenza e sono i progetti selezionati. Però penso che non avremmo potuto descrivere e raccontare meglio Agrigento di come è stato fatto, perché abbiamo cercato di spostare l'attenzione, la visione dal patrimonio monumentale. La valle ovviamente fa da sfondo, viene raccontata in questo dossier, ma forse quello che volevamo raccontare sono le persone di Agrigento, il territorio e la comunità, perché dicevamo, e la storia lo insegna, i luoghi da soli non bastano più. La valle senza le persone che ci abitano, senza gli agrigentini, basta poco, perché poi la visita dura 2 ore, il tempo del tour, o sei un archeologo un appassionato o poi a un certo punto hai bisogno di altro, e quell'altro noi l'abbiamo immaginato nel territorio di riferimento della città e nelle persone che vogliono raccontare. Si parla oggi di turismo relazionale, quindi si vuole entrare in relazione con il nostro territorio, e per fortuna abbiamo un bagaglio di tradizioni che va dal cibo alla cultura, va dal nostro patrimonio immateriale, che vogliamo e possiamo ancora trasmettere a chi oggi viene a trovarci, che non è più un semplice visitatore, ma chiamerei un abitante temporaneo del luogo. Vorrei dire anche, ricordiamolo magari alle persone che insomma non hanno seguito molto bene l'evoluzione, che c'erano anche altre città siciliane escluse. Ecco. C'era Enna. Si parlava di Siracusa, ma poi non ho sentito proprio oggi no, il sindaco di Enna. Ha partecipato l'anno scorso ed è stata esclusa proprio nella fase finale. Chi è il competitor che può darci più fastidio, diciamo? Io penso a Assisi. Ci sono delle città come Assisi, Orvieto, Spoleto, Asti, Aosta, Civita di Bagnoregio, che non è assolutamente da trascurare perché ha delle peculiarità particolarmente rilevanti, ma senza presunzione noi pensiamo di essere notevolmente superiori a tutti gli altri, non ce ne vogliono, ci dobbiamo credere fermamente. Se la stessa domanda in questo momento viene fatta a queste città, a questi competitori, penso che diranno Agrigento. Certo, noi ce lo auguriamo. Ecco, nel progetto sono previsti la partecipazione di 130 artisti, partner locali, nazionali e internazionali, Assessore. Visto che lei parlava di questo concerto che è riuscito bene, per cui
le do la palla su questi artisti, insomma, come saranno amalgamati magari poi ce lo spiegherà Margherita. Allora c'è da dire, ecco, la presenza di queste persone. Assolutamente sì, c'è da dire che chiaramente andare a citare tutti gli artisti è impossibile. Quello che è messo sul dossier, come hanno inserito i progettisti, ripeto, sempre dopo la cernita che è stata fatta degli oltre 160, ecco, erano 160 circa le proposte progettuali che offriva il territorio, non solo la città di Agrigento. Un artista, si potrebbe dire un nome vale l'altro, quello che noi stiamo cercando di fare è chiaramente mettere, ecco, poco fa si parlava di eccezionalità, come abbiamo visto nel video, delle nostre figure agrigentine, dei nostri artisti, abbiamo tantissimo anche da esprimere in termini di attori teatrali, attori di cinema, ma anche musicisti, ma anche ballerini, interpreti, c'è veramente tanto nella nostra città, possiamo offrire veramente, e poi abbiamo dei nomi. Per esempio, ritorniamo di nuovo al Capodanno, il Capodanno è stato, abbiamo visto un ospite di taratura internazionale, ovviamente, che appunto quest'anno parteciperà come super ospite nuovamente a Sanremo, che ha vinto già qualche anno fa, e abbiamo avuto sul palco il nostro Lello Nalfino, orgoglio agrigentino, ormai conosciuto in tutta Italia e non solo. Lello Nalfino è un'icona per la nostra Agrigento, chiaramente poi per motivi professionali e anche di scelta familiari si è trasferito su Palermo, ma è sempre qui, quindi Lello Nalfino ancora oggi riempie le piazze e fa ballare tutti. Abbiamo avuto sul palco Riccardo Gazze, che è un importante autore anche di trasmissioni, riconosciamo tutti Radio Vela, conosciamo tutte le sue interviste, il suo modo che ha anche di giocare satiricamente con chiunque, quindi Silvio Schembri, che è nel mondo del giornalismo. Ecco, unire le nostre potenzialità agrigentine a quelle internazionali sarà sicuramente la ricetta vincente. Dopodiché già stiamo pensando ne parlavamo proprio in una delle tante riunioni che si svolgono continuamente insieme a questo comitato, chiamiamolo così, allargato. Si parla anche di coinvolgere, iniziare a far avvicinare qualche artista che possa, diciamo, anche anticipare quella che sarà Capitale Italiana della Cultura 2025 con i progetti da mettere sul piatto. Quindi però lo stiamo vedendo anche con gli artisti che vengono a teatro, tutti rimangono, per esempio qualche giorno fa c'è stato teatro fra tanti artisti Gio Di Tonno, ieri c'è stato Pannofino, quindi anche artisti, attori che rimangono estasiati dalla bellezza della nostra città e dal nostro teatro Pirandello in questo caso. Tutti questi sono disposti a ritornare ad Agrigento, quindi sono artisti già fuori dal dossier, quindi il nostro impegno, poco fa si parlava della politica, no? I progettisti che devono anche con l'arte, con la cultura esortare anche la politica, ed è quello che si sta facendo proprio per questo momento. Tra l'altro abbiamo un momento molto favorevole che è la possibilità, anzi la fortuna di essere l'unica città candidata in Sicilia, quindi veramente tutte le forze anche politiche, dobbiamo anche sottolinearlo, dovranno concentrarsi per forza su Agrigento, quindi gli assessorati regionali sia al turismo, alla cultura, ma anche la stessa c'è una collaborazione anche dei partner regionali? Assolutamente sì, partner regionali, anche parte della Deputazione Nazionale, tutti sono concentrati verso l'obiettivo di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e tutti stanno mettendo... Il cambio di ministro coinciderà, dico, il cambio del ministro, ora abbiamo cambio dell'assessore, del ministro della cultura, mi riferivo al ministro della cultura perché deciderà anche lui, più che il ministro credo che un ruolo estremamente importante, insomma, ce l'abbia. La scelta è del ministro. Sia il ministro precedente sia quello attuale sono sicuramente degli uomini, dei grandi conoscitori del mondo dell'arte e dei beni culturali in genere, ma credo che un ruolo estremamente importante lo debba e lo possa giocare la commissione esaminatrice, che è costituita da 7 super esperti, quindi sono loro che dovranno attentamente valutare non solo come hanno fatto il dossier, il progetto, ma anche tutto quello che nel corso dell'audizione noi saremo in grado di mettere sul tavolo. L'audizione è un momento importante, ne abbiamo parlato anche recentemente in conferenza stampa, dove in mezz'ora si dovrà
far vedere decidere qualcosa. Decidere le sorti di capitale della Ricordo cultura. che lei parlava dell'audizione della scorsa vincitrice, l'isola, come si chiama? Quella Procida. Ecco, Procida, che ha fatto una presentazione abbastanza... Sì, bisogna sottolineare, ecco, che parliamo anche questa volta ci sono delle condizioni diverse rispetto a quelle in cui Procida è uscita vincitrice, perché essendo un periodo di isolamento da Covid, le audizioni si sono svolte da remoto, quindi ognuno ha organizzato una scenografia, una presentazione autonomamente, mentre questa audizione seguirà i canoni tradizionali dal 2015 ad oggi, si svolgerà in una sala del Ministero della Cultura e sarà affidato soltanto, diciamo, alla capacità comunicativa, quindi non si richiede una scenografia particolare, un'architettura particolare, così come è stato per Procida. Nenè, volevo farti una domanda relativamente a un'iniziativa, quella dell'isola Ferdinandea e dei cittadini. Ecco, parliamone, perché sì, questa è una cosa che non è stata, secondo me, molto pubblicizzata, e con l'occasione vorrei che lei mi desse il suo parere. Anche questa, che idea è questa? Anche questa chicca dell'isola Ferdinandea non è messa lì a caso, è frutto di un'attenta ricerca. L'isola Ferdinandea, realmente esistente, ha rappresentato e rappresenta un momento particolarmente rilevante sotto vari aspetti, sotto l'aspetto geografico, sotto l'aspetto turistico, perché è meta di escursione da parte di molti escursionisti, studiosi, perché c'è un parco marino straordinariamente ricco e molte trasmissioni televisive sono state effettuate in quella zona. È espressione anche di una contesa politica internazionale. Ricorderemo quello che l'Inghilterra ha rivendicato in termini di proprietà. Rappresenta, se vogliamo, anche il senso del mistero, dell'ignoto. Rappresenta anche un momento di particolare interesse sul fronte della conservazione del territorio e della transizione ecologica, ma rappresenta anche un messaggio di cittadinanza. Tutti vogliono essere cittadini di una realtà nuova, se vogliamo di una realtà ignota, quale può essere per i più l'isola Ferdinandea, per cui i progettisti, onore al merito, hanno ritenuto di identificare questa città candidata con quella che è l'isola Ferdinandea, che mette insieme tutti quegli elementi di cui egregiamente ha parlato la dottoressa Orlando, e rappresentando una cittadinanza nuova, una cittadinanza che si proietta verso l'internazionalità e verso il futuro, i progettisti hanno ritenuto di inventare questa carta d'identità di questa ipotetica città dell'isola Ferdinandea da assegnare a quanti vorranno riconoscersi in questa realtà, sia pur virtuale, di cittadinanza. Oggi hanno aderito come cittadini dell'isola Ferdinandea molti artisti di levatura internazionale provenienti dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dall'Olanda. Io non ho l'elenco preciso, potrei essere più... Abbiamo varie centinaia di persone. È stata un'idea vincente. Autorevoli. Evidentemente la prima tessera di questa città, la prima carta d'identità, è stata doverosamente attribuita al sindaco della città, al dottore Micciche, e la seconda all'avvocato Allotta, autore proprio di una... sì, che molto tempo ha dedicato sul piano dello studio all'isola Ferdinandea, è autore di alcune pubblicazioni autorevoli sull'isola Ferdinandea, e dobbiamo ringraziare anche il dottore Macaluso, che è oltre ad essere un eccellente medico, è anche un valente archeologo marino, che è un profondo conoscitore di questa realtà e ha fornito anche dei video che sono parte integrante di questa progettazione sulla meravigliosa isola Ferdinandea. Anche questo è un segno di originalità, se vogliamo, che avrà sicuramente contribuito a farci ottenere questo importante risultato. Margherita, il progetto evidentemente
ha un sostegno anche finanziario, no? Quindi, assolutamente. ecco, perché c'è un introito da parte del Ministero, credo Il Ministero titolo ci dia 1 milione di euro, sì. però la cifra, insomma, da sostenere è molto più alta. Ecco, come si è arrivati alla quadratura del bilancio? Allora, il bilancio, il progetto ovviamente ha un budget, così come da formulario, come viene richiesto dal formulario di candidatura, ed è uno dei punti di forza sicuramente del dossier. Ovviamente il Ministero contribuisce con il 1 milione di euro che servirà a realizzare le attività, ma il Comune ha messo a disposizione una cifra importante, il dossier pubblico si può leggere, e sono fondi che il Comune ha trovato in bilancio, e su questo dobbiamo anche ringraziare l'assessore al bilancio, tutta la squadra del Comune che hanno lavorato per trovare le risorse e per dimostrare che le nostre idee non sono delle idee un vorrei che, ma è un farò con dei fondi, con delle risorse, con nomi e con cognomi. Quindi questo è sicuramente uno dei punti di forza. Immaginiamo e auspichiamo che una volta conseguito il titolo possano arrivare ulteriori risorse da sponsorizzazioni private, perché non dimentichiamo che quell'anno si accendono i riflettori su una città e poi arriveranno sicuramente, come è successo a Palermo per l'esperienza quindi di capitale italiana, altre risorse che potranno implementare sia le attività, i progetti inseriti e poter dare ancora più respiro al nostro progetto, è quello che noi immaginiamo. Sindaco, quanto è l'impegno che il Comune... Ma intorno a 3 milioni di euro, ecco, siamo riusciti a trovare, come diceva l'assessor Orlando, queste somme e naturalmente da quello che potrà uscire dalla tassa di soggiorno, ma anche da tutti quei progetti che noi abbiamo redatto in questi 2 anni, che abbiamo lavorato proprio nell'ombra, nel silenzio, però stanno iniziando a concretizzarsi, quindi con i vari decreti di finanziamento che arriveranno proprio per migliorare notevolmente la nostra città, l'aspetto di Agrigento, non solo dal punto di vista urbanistico, architettonico, ma proprio dal punto di vista turistico e culturale. Il coinvolgimento di Lampedusa. Lampedusa È importante sì, nell'insieme. È importantissimo, sì. Senza nulla togliere ad Agrigento, Lampedusa ha una importanza anche sul piano della riconoscibilità di questo territorio. In che senso? Se noi a un cittadino del Perù chiediamo dov'è Agrigento o dov'è Trapani o dov'è Caltanissetta, possibilmente dovrà servirsi dell'Atlante geografico. Se noi parliamo di Lampedusa, Lampedusa è riconosciuta in tutto il mondo come vera porta del Mediterraneo, ma mentre oggi c'è un particolare settore, quello della immigrazione, noi dobbiamo vedere Lampedusa come la vera porta d'Europa che si rivolge verso il Mediterraneo. Siccome noi abbiamo parlato del sé, dell'altro e della natura, Lampedusa mette insieme proprio questi elementi fondamentali in termini di accoglienza, di bellezza del territorio, di un mare meraviglioso, di manifestazioni artistiche che si sono svolte e che molto probabilmente riprenderanno in pieno questa loro presenza sull'isola, come ad esempio Oscià. Quindi Lampedusa è un eccellente biglietto di presentazione non solo come fatto territoriale, ma per quei messaggi di fratellanza, di accoglienza che può rappresentare. Non è un caso che la prima visita che ha fatto fuori dal Vaticano Papa Francesco l'abbia fatto proprio a Lampedusa. Non è un caso che molti artisti di rilevanza internazionale abbiano scelto Lampedusa come soggetti del proprio impegno, o letterario, o pittorico, o scultoreo. E approfitto dell'occasione per dire che il 3 febbraio prossimo venturo, cioè venerdì prossimo, nell'aula magna Luca Crescente del Consorzio Universitario sarà presentato un meraviglioso libro a prevalenza fotografica che ha un titolo significativo, Uno scoglio chiamato Lampedusa, e ci saranno le autrici, in maniera particolare Sonia Fattori, che è quella che ha curato maggiormente l'elaborazione di questo viaggio nell'isola letterario, nell'isola
di Lampedusa, e questo è un altro momento significativo che rientra in quelle iniziative che devono contribuire ad accendere ancora di più i riflettori su Agrigento candidata a capitale italiana della cultura. Il 28 ottobre, Assessore, c'è stata una grande presentazione che avete fatto del progetto 29. Il 29, scusa, il 29, se la regia ci fa vedere qualche immagine, che ha visto proprio il coinvolgimento di tanta gente, di tante personalità al teatro. È stato un momento importante, insomma. Sì, un momento importante che devo dire non ho avuto il piacere di presenziare per motivi di salute. Quel giorno purtroppo sono rimasto a casa, non mi ricordo se era influenza o qualcosa del genere, però sicuramente è stato un momento dove appunto intanto vedere il Teatro Pirandello sempre pieno è sempre una gioia immensa, poi vederlo pieno di sindaci, tutti presenti, autorità civili, militari, religiose, artisti, è stato un evento veramente che ha portato in alto questo progetto che è veramente, io sono sempre più convinto che è un progetto vincente, appunto perché le partnership che lo compongono, cioè tutti i partner sono importanti, sono tutti di altissimo livello. Io mi permetto di citare solo perché diciamo, sono quelli più vicini all'amministrazione comunale in termini diciamo, di controllo, quale per esempio la Fondazione Teatro Pirandello. Parliamo del teatro, è un gioiello della nostra città. Siamo veramente con il sindaco ne discutiamo sempre, siamo contenti e orgogliosi anche delle scelte politiche, perché comunque il sindaco ha avuto il merito di nominare i componenti del CDA. C'è un'armonia, c'è un rapporto di collaborazione con il comune che veramente si contraddistingue e fa vedere i risultati, cioè il teatro oggi sta splendendo in tutti i sensi. Stamattina per esempio già dalle prime ore del mattino i matinee con i ragazzi, si parla di circa 25.000 ragazzi che quest'anno andranno al teatro di prenotazione solo a questo momento, quindi un teatro vivo, una città che abbraccia tutti, grandi e piccini, e fa teatro impegnativo, teatro più leggero. Ci saranno degli eventi dedicati appunto ai bambini, ma poi c'è anche la collaborazione con il Parco Valle dei Templi. 3 progetti per esempio, appunto, noi parliamo anche di questa collaborazione del parco. Sì, richiamiamo la sagra, scusate, non è non più dimentichiamo il ruolo il del Mandorlo parco. il Mandorlo in Fiore, che è sicuramente è la festa più importante da un punto di vista internazionale per Agrigento. Il Mandorlo in Fiore, oggi il comune si dice in giro, e io anzi sindaco ne approfittiamo per dire questo: il comune non fa la sagra del Mandorlo in Fiore, è un messaggio sbagliato che passa. Il comune è sicuramente proprietario della sagra del Mandorlo in Fiore in termini di marchio, di brand, ma il Mandorlo in Fiore non si fa senza Parco Valle dei Templi, non si fa senza Fondazione Teatro Pirandello, non si fa senza la DMO, il distretto turistico, non si fa senza l'Equa, non si fa senza nessuno dei partner che sono coinvolti, perché tutti insieme, lavorando per un unico obiettivo, possiamo ottenere solo grandissimi risultati, e l'abbiamo dimostrato con la collaborazione fattiva che c'è stata nei mesi precedenti e nelle scorse edizioni di qualsiasi manifestazione. Quindi il ruolo del parco, perché chiaramente la Valle dei Templi, poi il parco diciamocelo, ha anche delle capacità finanziarie che ha permesso in passato di organizzare il Mandorlo in autonomia, ma sempre con il comune. Però quello che noi vogliamo dire è che non è che il comune fa il Mandorlo e non ci sono gli altri. Il comune organizza il Mandorlo insieme a questi soggetti. Il comune si prende la responsabilità, si assume la responsabilità di anche coordinare, organizzare, perché è facile dire questa cosa me la fai tu. No, invece noi siamo lì a cercare di fare tutto insieme, dividendo diciamo, assumendo ognuno per le proprie competenze le responsabilità e i ruoli che andranno a determinare il risultato, che poi è il risultato vincente, il risultato di una squadra, non del singolo ma di tanti. Noi non abbiamo la velleità, questa amministrazione e il nostro sindaco in testa, non siamo amministratori accentratori, amministratori che vogliono il merito tutto per sé, anzi qui la visione è ampia, abbiamo le idee chiare di quello che vogliamo per Agrigento, per far sì che possiamo raggiungere tutti i risultati che ci prefiggiamo. Quindi
questo gioco, questo ruolo, questo gioco di squadra che ognuno di noi assume per vincere questa partita. È una partita che io sono sempre più convinto si potrà vincere, dobbiamo solo essere bravi nel convincere la giuria, la commissione e poi infine il ministro a dare l'impressione che Agrigento può rappresentare per l'anno 2025 tutte le città d'Italia come capitale italiana. Dottoressa Orlando, vorrei dire che la vostra associazione ha già vinto con il Comune di Palermo una partecipazione, no? Diciamolo che magari molti non lo sanno e questo vi onora ed è merito e anche buon auspicio per chissà poter anche vincere, no? Mi pare giusto dirlo, no? Sì, il presidente dell'associazione, il dottor Albergoni, ha scritto il dossier di candidatura di Palermo, capitale italiana della cultura, che nel 2018 ha ottenuto il titolo e in quell'anno io ho lavorato nell'ufficio di coordinamento di Palermo ed è stata un'esperienza formativa non indifferente e ho potuto vedere con i miei occhi direttamente gli effetti e i benefici che il raggiungimento di questo titolo hanno prodotto per la città di Palermo. Il 2018 è stato un anno splendido e ha visto tutta una serie di eventi, non sono stati semplicemente gli eventi inseriti nel dossier, ma 1500 eventi quell'anno, c'è stato un calendario unico di tutte le istituzioni culturali della città, quindi questo è stato anche un altro risultato, che hanno messo a sistema ognuno la propria offerta culturale per creare un unico cartellone, un unico calendario. Quindi questo sicuramente, Agrigento ha delle realtà importanti, citavamo poco fa il parco, il teatro, il FAI, il consorzio, l'università, degli enti che lavorano attivamente nel settore culturale e sono molto, molto vivaci. Quindi l'occasione della candidatura e l'occasione della redazione del dossier ha permesso anche un lavoro sinergico fra tutte le istituzioni che oggi operano nel settore culturale e che possono esprimere al meglio le loro potenzialità. Dal 2018 al 2023 cosa è cambiato? Dal 2018 quali sono state i benefici forse per Palermo? Cosa è cambiato anche come tempistica, come tutto insomma rispetto a Palermo, Agrigento? Sono passati tanti anni dall'ottenimento, allora, a Palermo ha vinto, anche nel modo come avete stilato il dossier, dico, allora, anche a questo. Ogni città ha un racconto, certo. Ogni città ha una sua peculiarità, ogni città, secondo me chi si approccia a scrivere un dossier di questo tipo deve mettere da parte il fatto di essere un progettista e non deve lavorare di mestiere, ma deve sentire il territorio, deve raccogliere quello che il territorio esprime, altrimenti non puoi portare sul tavolo della commissione un lavoro ben fatto ma che non racconti l'anima di chi vive questo posto. Quindi sicuramente è un altro racconto, un'altra storia. Agrigento ha la sua storia che porta sul tavolo, come ogni città, giustamente, come ogni città candidata racconterà se stessa, perché l'unico valore che noi possiamo avere è quello che noi portiamo, è quello che noi siamo, è quello che vogliamo raccontare. Quindi sicuramente è totalmente un'altra storia, un altro racconto, un'altra visione. Sui risultati che ha ottenuto Palermo avete fatto un bilancio, uno screening? Sì, non so. A Palermo è stato commissionato a un'apposita fondazione un rapporto di sostenibilità dell'evento, in termini di ricadute sia turistiche sia di comunicazione i risultati sono stati eccezionali. Palermo è finita sulla prima pagina del New York Times, immaginiamo di dover comprare una pagina del New York Times o di comprare gli spazi sui giornali, già questo copre in maniera totale i costi e l'investimento che viene fatto, quindi le ricadute sono sia in termini di reputazione, quindi di reputation, c'è un lavoro di advocacy marketing, la città di Palermo finiva sulle prime pagine per fatti legati di mafia, diciamo. E Palermo invece quell'anno è diventata centro dell'attività culturale, quindi sicuramente gli effetti del titolo di Capitale Italiana, così come di tutti i grandi eventi. Capitale Italiana segue il processo di Capitale Europea della Cultura. Nel 2025 Capitale Europea della Cultura saranno delle città trasfrontaliere, sarà Nova Gorica insieme a Gorizia. Quindi durante questo lungo viaggio che abbiamo fatto, perché abbiamo incontrato durante questi mesi
tante realtà, imprenditori, associazioni, fondazioni, cittadini che hanno voluto raccontare, hanno voluto darci la loro visione di città. Abbiamo immaginato questo collante, questo collegamento con Nova Gorica, frontiera con l'est, e Agrigento cerniera con il sud, quindi volevamo un po' raccontare anche questa chiusura, ci è venuta in mente questa suggestione e questo parallelismo. Bene, dottore Mangiacavallo, ecco, un lavoro particolare so che lei lo ha svolto per coinvolgere i comuni della provincia di Agrigento. Sì, l'ho detto e lo ripeto. Ecco, Un elemento fondamentale. cosa apporteranno loro? Un elemento fondamentale caratterizzante la candidatura è stato quello di coinvolgere l'intero territorio, perché uno dei parametri richiesti nel bando era proprio quello del coinvolgimento istituzionale e non. Così come abbiamo ritenuto di allargare la partecipazione, il consenso e la capacità di proposta ad associazioni, forze sociali, fondazioni, imprenditori, privati cittadini, la Curia che ha avuto un ruolo estremamente importante, il FAI, il distretto turistico e le altre istituzioni, abbiamo ritenuto, non per comodità, ma perché era giusto farlo, di coinvolgere le istituzioni locali. I sindaci hanno risposto convintamente e con atti deliberativi ufficiali di adesione, mettendo a disposizione non solo la loro personale disponibilità in termini di proposta, ma anche mettendo a disposizione della progettualità tutto quello che autonomamente hanno in cantiere in vista del 2025. Non è un'azione di poco conto. Se noi consideriamo le peculiarità di vari territori, sul fronte dei percorsi religiosi ad esempio, sul fronte delle peculiarità enogastronomiche, sul fronte dell'impegno artistico e culturale, il territorio rappresenta un'ulteriore ricchezza da unire alla straordinaria ricchezza non solo culturale della città di Agrigento. Per cui da un lato abbiamo risposto a quella che era una precisa, specifica, categorica indicazione del bando. Nell'altro abbiamo ritenuto di poter ricorrere a quel famoso discorso che l'unione fa la forza e che sono convinto potrà dare frutti ancora migliori e più concreti nella fase esecutiva se avremo, come speriamo, la fortuna di raggiungere questo ambito traguardo. E se mi è consentito collegarmi alla domanda precedente del ritorno di questa eventuale vittoria, non c'è solo un ritorno in termini di immagine, non c'è solo la possibilità di investire nel futuro, di consolidare un vantaggio in termini di turismo che vediamo nelle città che in passato hanno ottenuto questo riconoscimento, o come ad esempio Matera. Matera è stata capitale per la cultura 3 anni fa, l'incremento turistico continua a mantenersi ancora oggi perché ormai è un punto fermo nel turismo internazionale, Matera come le altre città, ma anche sul piano economico non è trascurabile quello che non ne è legato solo al quello che ne può derivare da Agrigento, a parte il fatto che tutto quello che sarà realizzato rimarrà da Agrigento e nel suo territorio e ne potranno godere ed usufruire i cittadini, perché le opere che saranno realizzate evidentemente non è che sono destinate ad essere smontate alla fine del 2025, sono degli elementi fondanti dell'impegno del progetto. Ma il ritorno economico è particolarmente significativo. Per dare un'idea, Pistoia, dicono i dati che sono stati ufficialmente riportati, a fronte di un impegno di 156.000 euro, ha avuto un indotto economico diretto, indipendentemente da tutto quello che non è quantizzabile per gli operatori privati, di ben 12 milioni di euro. Per quanto riguarda Palermo si parla di 37 milioni di euro.
Non che questo debba essere obbligatoriamente un investimento di carattere economico, ma accanto agli altri elementi che sono stati egregiamente citati dal sindaco, dall'assessore, dalla dottoressa Orlando, ci può essere anche un grande beneficio economico che nella nostra terra, che sicuramente necessita anche di qualche beneficio di carattere economico, non guasta. Ecco, volevo approfittare, siamo quasi agli sgoccioli del tempo, per oggi è uscito il programma della Sagra, per dare anche a chi ci ascolta qualche chicca sul programma della Sagra. Assessore, lei ci ha lavorato parecchio, sì, insieme a Giovanni Di Maida. Giovanni Di Maida, chiaramente. Dico, se ci dà qualche anticipazione faremo una trasmissione ad hoc, però dico, magari per chi ci ascolta e per fare anche un po' di promozione alla Sagra. Sì, oggi parliamo di promozione. Quando inizia, quando durerà, le cose più importanti. Precisiamo ci sono delle novità pure, no? La fiaccolata, sì, che non si farà qualche variazione, sì, poi sarà. Insomma, se lei ci anticipa in qualche minuto qualcosa, sì, la ringrazio. Come sarà poi presentato in una apposita conferenza stampa quando saranno completati giusto gli ultimi dettagli che caratterizzeranno questa settimana, e non solo di festeggiamenti della città con questa grande manifestazione che quest'anno si preannuncia una grande festa del mandorlo in fiore, perché intanto siamo stati 3 anni fermi purtroppo, e quindi c'è una grandissima attesa, c'è una richiesta veramente impressionante. I nostri telefoni squillano continuamente, i telefoni del comune stanno esplodendo, perché giustamente c'è tanta voglia di sapere, chiama gente da fuori già da mesi addietro che vuole sapere se la Sagra si faceva o meno, per organizzarsi a venire a fare qualche giorno. Speriamo che il tempo ci accompagni, come ha fatto anche per tutte le manifestazioni natalizie, e ne siamo certi. C'è qualche novità, perché per esempio una delle novità eclatanti sicuramente che sta facendo più rumore proprio in queste ore, dato che è stato divulgato proprio per consentire così anche agli operatori turistici di organizzare anche di rispondere alle richieste che vengono fatte dai singoli soggetti che vorranno partecipare agli eventi. Una novità fra tutte, per esempio, è la fiaccolata del mercoledì, che è stata spostata al venerdì, ed è stata spostata al venerdì proprio perché sì, lo spieghiamo subito, perché abbiamo pensato che il mercoledì effettivamente è un giorno che sì, sicuramente è una tradizione importante, però alla fine, se noi pensiamo magari anche il turista di prossimità, non solo il turista che viene da Bergamo piuttosto dal Trentino, dalla Francia o dalla Germania, ma anche il turista che vuole venire da Catania, che vuole venire da Palermo, in un certo senso, facendo la fiaccolata il mercoledì lo escludiamo, perché poi sappiamo i bambini, le famiglie, l'indomani si lavora, quindi spostandolo al venerdì sera sicuramente ci sarà una concentrazione maggiore di persone, anche non da fuori la Sicilia, ma anche da Palermo, da Catania, da Trapani, da qualsiasi parte che possa raggiungere la città in macchina in poche ore. Questa è una delle grandi novità, quindi la fiaccolata si sposta dal mercoledì al venerdì. Poi ci saranno i tradizionali, intanto inizieremo il 21 febbraio, diciamo, ci sarà un preview della Sagra con un carnevale, ci saranno dei carri allegorici che verranno allestiti e che sfileranno in città per i bambini, ci sarà il Festival Internazionale dei Bambini del Mondo, ci saranno tantissimi gruppi, ci saranno anche i carrezzi siciliani, i cavalli, i cortei storici, cioè ci saranno tantissimi eventi tradizionali, ma ci saranno anche degli eventi che sono collaterali. Quest'anno per esempio all'interno della Sagra sarà realizzato un cooking show, e quindi ci sarà anche questo evento, ci saranno sfilate di moda, ci saranno eventi al teatro, spettacoli di tutti i generi, per tutti, grandi, bambini, impegnativi, meno impegnativi. Quindi questo è il programma che sarà sicuramente integrato all'interno delle manifestazioni della Sagra. Poi stiamo pensando di sviluppare anche altri eventi che non si fermeranno dal 5 al 12 marzo come abbiamo fissato la data del mandorlo, ma che andranno avanti poi nei mesi di marzo, aprile, maggio, fino ad accompagnarci all'estate. All'interno
del Mandorlo, diciamo, continua anche con un'idea che era anche del parco, quello di Spring in the Valley, no? Quindi primavera nella valle, con degli eventi a cadenza settimanale o anzi addirittura ogni 15 giorni, proprio per riempire la città di turisti anche in periodi non di piena stagione. La nostra necessità, lo sappiamo, è quella di destagionalizzare, perché cercare il turista che venga ad agosto non abbiamo bisogno, perché abbiamo tutte le strutture piene, ma abbiamo bisogno di fare turisti ad aprile, a maggio, a giugno, a febbraio, a gennaio, quindi diciamo che il programma poi sarà espletato e rappresentato bene dagli addetti ai lavori. C'è anche il concerto del Banco del Mutuo Soccorso. Il 4 marzo c'è anche il concerto. Quindi questo è quel concetto del ritorno di cui parlava anche nei Mangiacavallo, che tutto quello che noi stiamo investendo ritorna sul territorio. L'idea di fare per esempio le 2 domeniche, non la domenica finale, il 12, ma il 5 e il 12, fa sì che anche il weekend del 5 è sicuramente impegnato. Già abbiamo tutti gli operatori alberghieri, i B&B, che già hanno il pienone, e abbiamo avuto addirittura difficoltà a inserire qualche gruppo in qualche albergo, perché proprio i posti erano quasi esauriti. Quindi questo che voglio dire, che quello che noi già stiamo facendo è sempre, ritorniamo al concetto anche di capitale italiana della cultura, questo è un preludio, è un punto di partenza. Già Agrigento è conosciuta, già Agrigento è piena, già Agrigento ha un suo bagaglio culturale, dobbiamo soltanto esponenzialmente moltiplicarlo. Avevo promesso una domanda al dottore Mangiacavallo sulla crescita del consorzio universitario, sul lavoro che lei ha fatto in quest'ultimo periodo di sua direzione, con un risultato tangibile, oltre 600 iscritti. Anche lì è il frutto non solo del mio personale impegno, ma devo riconoscere di un consiglio di amministrazione e di una squadra di dipendenti e di collaboratori esterni che in perfetta sinergia ha imboccato una strada che poi si è rivelata vincente. Non è autoreferenzialità, ma lo dicono i numeri, come diceva lei. Che tra l'altro rappresenta una crescita anche economica, rappresenterà per la nostra città, no? Sicuramente. Circa 700 iscritti, insomma, che frequentano l'università, è una ricchezza per la città. I nuovi iscritti. Per cui anziché fare valutazioni grossolane, dobbiamo fare parlare i numeri. Noi siamo passati da 3 corsi di laurea a 9 corsi di laurea più una scuola per mediazione linguistica e culturale. Siamo passati da un numero limitato di studenti ad un numero particolarmente considerevole che va al di là dei 1000 studenti, e questo è un dato particolarmente significativo. Abbiamo ottenuto di fare svolgere ad Agrigento il TFA, il corso per gli insegnanti di sostegno, e questo è stato un altro grande successo che porta ogni fine settimana ad Agrigento 186 persone, e anche questo rappresenta un indotto di carattere economico. Quest'anno l'abbiamo ottenuto, è la prima volta che si svolge ad Agrigento il TFA. Abbiamo cercato nella individuazione dei corsi di laurea di collegarci strettamente a quelle che sono le esigenze del territorio e collegarle alle nuove esigenze occupazionali. Poco fa l'assessore faceva riferimento proprio a questo aspetto significativo per mantenere le nuove generazioni legate alle loro radici, perché abbiamo preferito, anziché promuovere l'azione in direzione di corsi di laurea che poi non avrebbero avuto sbocchi occupazionali, concentrarci, evidentemente con la piena disponibilità dell'Università degli Studi di Palermo e in maniera particolare del Rettore, su quei corsi di laurea che hanno degli sbocchi non solo sicuri ma anche immediati, certo. Come ad esempio scienza della formazione primaria, scienze motorie, lingua e letteratura straniera, economia aziendale, infermieristica, cioè un perfetto collegamento con quelle che sono le esigenze del territorio. Accanto a questa attività didattica tradizionale abbiamo abbinato una serie di corsi di qualificazione che hanno dato nel corso degli anni dei risultati eccellenti, perché trattandosi di corsi qualificanti hanno permesso a molti dei discenti che
in alcuni casi sono stati pure remunerati per aver frequentato questo corso, ha permesso a molti discenti di trovare immediatamente sistemazione in settori che erano completamente ignorati e che in altre realtà, come ad esempio Roma o il nord Italia, per poter acquisire il titolo che hanno acquisito da noi avrebbero dovuto pagare un bel po' di quattrini. Ci sono stati corsi e molto probabilmente non sono stati adeguatamente pubblicizzati. Ci sono stati corsi di scenografo, di aiutoregista, di fonico, di operatori dello spettacolo. Sono delle chicche che qualificano ulteriormente l'impegno del consorzio universitario che, fra l'altro, onore al merito, ha potuto contare anche sull'apporto importante in termini di sostegno dell'amministrazione comunale. Bisogna darne atto, perché il socio di maggioranza è l'amministrazione comunale che detiene il 64% della componente societaria. Ci siamo trovati inizialmente a combattere contro una realtà che era particolarmente pesante anche sul piano dell'assetto economico-finanziario. L'ultimo bilancio che era stato approvato, almeno quello che ha trovato la nuova governance da me guidata, l'ultimo bilancio era quello del 2016, per cui abbiamo dovuto approvare preventivo e consuntivo del 2017, del 2018, fino ad arrivare ai giorni nostri. Se non ci fosse stato il sostegno dell'amministrazione comunale, ripeto, socio di maggioranza, le difficoltà sarebbero state maggiori. Ricordo quando si facevano i cortei con la bara per indicare la morte, no, diciamo che oggi, del Cupa. Diciamo che oggi il consorzio non solo è vivo e vitale, ma ha svolto anche, sono solito dirlo e lo ripeto anche in questa significativa occasione, ha svolto una funzione di catalizzatore istituzionale. Sindaco, una bella soddisfazione, una bella realtà quella del consorzio universitario che speriamo possa dare luce alla nostra economia. Chiudiamo così la nostra trasmissione. Prego. No, questo sicuramente è importantissimo. Io proprio ho voluto fortemente, appena insediatomi, collaborare con il presidente Nenè Mangiacavallo, perché siamo sempre lì, la cultura è alla base di ogni nazione, di ogni città. I corsi di laurea erano pochissimi, ci siamo messi a lavorare. Io peraltro, essendo proprio socio di maggioranza, mi sono impegnato anche dal punto di vista economico riuscire a dare un po' di respiro al consorzio. Adesso i corsi sono diventati tantissimi, gli iscritti sono tanti e anche qui vi assicuro che siamo all'inizio. Questo è un punto di partenza, perché continuiamo ancora a lavorare affinché i nostri figli non vadano a studiare fuori, devono non solo studiare ad Agrigento, ma trovare proprio la possibilità di potersi inserire nel mondo del lavoro appena finito o il corso di laurea o naturalmente o quel corso di studio, quel master che sceglieranno. Questo è un impegno che mi sono preso, lo voglio portare avanti fino a tutto il periodo della mia sindacatura. Il consorzio universitario e l'Università di Agrigento deve essere un polo d'eccellenza, deve essere ricercato da tutti, anche da tutti i siciliani, che non dobbiamo essere noi ad emigrare per studiare, ma devono essere proprio gli altri che devono venire ad Agrigento. E così anche dal punto di vista economico Agrigento potrà anche risollevarsi, perché capite bene l'indotto, poi i ragazzi che vivono qua, ognuno di loro ha una sua vita privata e naturalmente ecco che gli esercenti potranno lavorare, bar, ristoranti, B&B, alberghi, quindi capite bene cosa vuol dire una città universitaria. Bene, io ringrazio Margherita Orlando, l'assessore Ciulla, il dottor Nenè Mangiacavallo, il sindaco Miccichè, e nella speranza che Agrigento ce la possa fare e che possiamo sempre stare meglio. Ecco, vorrei invitare la regia a riproporre il video di Curri Peppino, perché mi sembra, diciamo, chiudere in allegria e in positività questa trasmissione. Grazie ancora e grazie ai nostri telespettatori. Il programma si può vedere in streaming anche sul sito www.televideoagrigento.tv, lo cariccheremo anche su YouTube e su Facebook. Grazie a tutti e grazie e una buona serata. Grazie, grazie a voi. Grazie. Se penso al punto in cui la vita mia s'aprì piccola al mondo immenso e vano, da qui presi la via. Peppi, corre, corre Peppi, corre! Respiro, osservo, sussulto, penso.
ripenso, ricordo, rivivo, luoghi che parlano, vivono, raccontano, luoghi che celano in ogni tramonto, sfumature di un'anima antica. Luce, colori, profumi, spazio. La più bella città dei mortali. Mi sono sempre chiesto perché mi sentissi fortemente legato a questi luoghi, come se in ogni respiro soffiasse il vento di antiche culture, in ogni voce echeggiassero versi di poesie note, in ogni lacrima si gustasse il sapore salmastro di un mare africano, culla e tormento per popoli d'ogni tempo. Abbiamo fatto tanta strada e qualche volta siamo pure caduti. Ora alzati, Peppì. Corre! Corre, Peppì! Corre, Peppì! Corre! Corre, Peppì! Corre!